Prima edizione di Antenna 3 Nord-Est, buongiorno, ben ritrovati, buona Pasquetta a tutti voi, una giornata comunque di festa, ringraziamo chi ci sta seguendo perché non mancherà nemmeno oggi in questa giornata di festa l'appuntamento con l'informazione di Antenna 3 Nord-Est, saremo insieme fino alle 13:30, sono tante le notizie che vi dobbiamo dare in questa sede, tanti anche gli ospiti che ci raggiungeranno in studio, ma partiamo con l'allerta meteo che è stata diramata dalla Protezione Civile del Veneto, diramata allerta gialla in tutto il Veneto. Piove già da questa mattina, ha piovuto anche nella giornata di ieri e soprattutto nella zona delle colline del Prosecco, quindi siamo tra Valdobbiadene e Miane, è caduta anche la grandine che ha ghiacciato i campi, causando non poche conseguenze per l'agricoltura. L'ANSA dà l'allerta meteo gialla fino a questa sera e dalla luce delle previsioni il centro funzionale decentrato della Protezione Civile ha dichiarato la fase operativa di attenzione valida fino alle 14 di domani. Attenzione perché nevica anche sulle nostre montagne, la neve è scesa copiosa, ondata di maltempo che ha reso necessario la chiusura dei passi che collegano Belluno al Trentino, quindi per capirci da Passo Pordoi a Passo Falzarego. Dunque passi chiusi sempre per l'allerta maltempo e guardate le immagini che arrivano direttamente dalla A23 Udine e Tarvisio. È stato temporaneamente chiuso il tratto compreso tra Carnia e Pontebba in entrambe le direzioni per consentire le operazioni di messa in sicurezza della sede autostradale da parte del personale della direzione 9 del tronco di Udine, Autostrade per l'Italia. Quella che vedete è una frana che è avvenuta all'altezza del chilometro 64 dovuta alle forti piogge registrate per la verità per tutta la settimana. Sul luogo dell'evento sono intervenuti i vigili del fuoco di Tarvisio e Gemona, le pattuglie della polizia stradale. Dunque A23 chiusa in entrambi i sensi di marcia, evidentemente si sono formate lunghe code anche perché insomma nonostante le previsioni del tempo infelici le persone non hanno rinunciato a partire in questo ponte di Pasquetta. La cronaca ancora e facciamo un passo indietro, andiamo alla vigilia di Pasqua perché sulle strade della Marca trevigiana c'è stato un incidente mortale, uno scontro tra un'automobile ed una moto. Ad avere la peggio è Salim Baccas, lo vedete nelle immagini, 28enne di Mogliano Veneto, motociclista morto nello schianto avvenuto a Preganziole lungo il terraglio all'altezza del civico 453 di fronte alla sede locale della Coldiretti, a pochi passi dal ristorante Cammello. Il giovane, per cause che ancora non sono state accertate da parte dei carabinieri della stazione di Mogliano Veneto, si è schiantato con la sua Kawasaki contro un'automobile guidata da un 55enne di Casale sul Sile ferito, ma fortunatamente in modo non grave. Alla base dello scontro ci sarebbe un'omessa precedenza da parte dell'automobilista che è indagato ora per omicidio stradale. Medico e infermieri del SUEME sono intervenuti sul luogo della tragedia ma non hanno potuto fare altro che constatare la morte del giovane che lavorava a Mestre in un'osteria conosciutissimo a Treviso perché aveva lavorato come barista e cameriere anche in diversi locali del Trevigiano. All'osteria Lisca di Mestre lavorava insieme al papà e al fratello. Nelle immagini che vedete il luogo della tragedia. Nello stesso giorno c'è stato un altro incidente stradale, ma questa volta andiamo a Chioggia. Un'auto è finita all'interno di un canale provocando la morte di un uomo di 30 anni. La vittima si chiamava Daniele Tenchella, gestisce con la famiglia il ristorante Adriatico all'interno del campeggio omonimo di Sottomarina. Un salvataggio eroico da parte di un vigile del fuoco che viveva non lontano dal luogo dell'incidente, che è riuscito, tuffandosi nelle acque, a salvare la compagna che era in macchina con lui. L'uomo purtroppo è deceduto, è stato trovato appunto deceduto sul posto. Vigili del fuoco di Chioggia e Venezia. La cronaca poi più recente ci porta a San Biagio di Callalta, dove la notte scorsa, mezz'ora dopo la mezzanotte, i vigili del fuoco sono intervenuti in via Postumia Ovest. Guardate le immagini, è andata a fuoco un'azienda di commercializzazione di veicoli industriali per l'incendio di 2 camion che si trovavano all'interno. Le fiamme hanno interessato in un parcheggio all'aperto un camion, è andato bruciato, un rimorchio di carico di pneumatici ed altri 2 mezzi che sono stati pesantemente danneggiati. Fortunatamente nessuna persona è rimasta coinvolta, l'incendio è avvenuto
Nella notte però sono ingenti i danni, si parla di circa 30.000 euro. I vigili del fuoco arrivati da Treviso in rinforzo anche dal distaccamento aeroportuale con 2 pompe, 2 autobotti, il carro schiuma e 13 operatori coordinati dal funzionamento di guardia. Sono riusciti così a circoscrivere le fiamme, consentendo che l'incendio non divampasse anche a mezzi e abitazioni che si trovavano da quelle parti, nei dintorni. E nelle prossime immagini un altro incidente che ha visto impegnati i vigili del fuoco, sempre del Trevigiano. A fuoco è andata una casa di Breda di Piave che era in fase di ristrutturazione, un casolare antico che era proprio in via di ristrutturazione in questi giorni. Da diversi anni era lì lasciato abbandonato, ma i proprietari avevano dato il via alle operazioni di ristrutturazione. Guardate l'incendio, l'abitazione si trova proprio lungo la strada, lambisce anche la chiesa di Breda di Piave che si trova proprio lì vicino. Le operazioni dei vigili del fuoco sono durate diverse ore per mettere in sicurezza l'abitazione e spegnere qualsiasi genere di principio di incendio. Avete visto dunque la cronaca ci ha portato nella Marca trevigiana per darvi notizia di questo incidente mortale, poi delle varie operazioni dei vigili del fuoco, forze dell'ordine che nonostante le festività non hanno mai smesso di lavorare, che dunque davvero abbiamo l'obbligo di ringraziare. Vi presento il nostro primo ospite che in qualche modo è qui in rappresentanza di un'altra categoria che in queste festività non ha mai smesso di lavorare, anche per garantire come dire, l'arrivo di turisti e il benessere proprio della città. Siamo con Dania Sartorato, presidente dell'Unione Provinciale di Ascom Confcommercio di Treviso. Buongiorno Dania. Buongiorno a voi. Allora, la scelta proprio di avere qui con noi Dania è per fare il punto su questo Ponte Pasquale. Di fatto è il ponte che da sempre apre un po' la bella stagione e apre la città ai turisti. Proviamo a partire da qui, Dania, intanto con il ringraziare chi oggi sta lavorando per dare un servizio al cittadino. Proviamo anche a capire quali numeri ha garantito la città di Treviso, non solo la Marca trevigiana, in quanto ad aperture e dunque proprio a servizi per il territorio. Sì, naturalmente parte la stagione turistica non con il bel tempo che ci saremmo tutti augurati, purtroppo da decine di giorni, lo stiamo vedendo dalle vostre immagini, piove in tutta la provincia di Treviso. Ciò nonostante Pasqua è andata molto bene e Pasquetta anche oggi sta registrando il tutto esaurito, sia per quanto riguarda la ristorazione che in buona parte anche per il settore alberghiero dell'ospitalità turistica della nostra provincia. Grazie dunque a tutta la migliaia di nostri associati o comunque di imprenditori e collaboratori che in queste ore, in questi giorni stanno dando il massimo per garantire un servizio di accoglienza e di ospitalità degno delle festività pasquali in tutto il nostro territorio, e quindi dunque a tutto l'emisfero che oggi sta lavorando nel comparto del turismo il grazie da parte nostra di Confcommercio per il loro impegno e per dare sostegno alle esigenze dei nostri clienti. Rimane un punto di riferimento il nostro territorio, anche i nostri ristoranti per il benessere, la ricerca di convivialità e sicuramente di qualità. Come siamo messi dal punto di vista dei numeri? Sono aperti oggi il 78% delle attività nel mondo della ristorazione e dell'alberghiero, l'abbiamo detto. Ci sono tantissimi clienti, in maggior parte sono residenti, gli ospiti di questi giorni, ma ci sono anche turisti nel 35% dei casi, che sono per la maggior parte turisti italiani che sono in movimento dalle varie parti d'Italia verso la nostra provincia. Sono spese per la giornata di oggi prevista una spesa media di 50 euro bevande incluse per quanto riguarda il mondo, diciamo, dell'offerta della ristorazione, ma si può facilmente spendere di meno e evidentemente anche di più, mentre per l'accoglienza turistica, per l'ospitalità è prevista una spesa media di 100 euro, dai 100 ai 130 euro a notte per un pernottamento medio di 2 giorni, 2 notti, ecco. Sono dati che mantengono un trend in linea con quello del 23.
un trend buono. Va detto che il 23 era stato un anno con dei picchi importanti, perché venivamo da un anno precedente che invece vedeva ancora l'insistenza della pandemia, quindi il 23 ha visto una crescita importante. Il 24 si attende in scia con il 23, quindi buone anche le presenze e buone anche l'attesa per quanto riguarda il comparto dell'economia del turismo tutta. Quindi le previsioni del tempo come dire, non spaventano il turista che sceglie di viaggiare? In linea di massima no, non spaventa, perché c'è comunque la volontà appunto di convivialità, di uscire e di programmare questo ponte, che è il primo di tanti, perché va detto che poi avremo dal 25 aprile al 1° maggio tutto un susseguirsi di ponti importanti. È chiaro che questo brutto tempo ha un pochettino favorito l'acquisto last minute, sia della vacanza, sia dell'organizzazione del pranzo pasquale, delle proprie spese, anche tutto il comparto della distribuzione alimentare, i panificatori, anche l'ortofrutta, anche Federcarni, le nostre federazioni di rappresentanza nel mondo dei beni alimentari hanno segnalato tutte un acquisto in molti casi last minute. Si è acquistato tanto, il menù di Pasqua, diciamo di Pasquetta, ha favorito sicuramente alcuni piatti della tradizione, sono stati in buona parte inseriti nei nostri menù i risotti, ma anche principalmente i ravioli, le lasagne, i prodotti freschi di stagione, quindi tutte le primizie del territorio. Agnello e capretto sono stati protagonisti come secondi. Per i dessert sicuramente i dolci tradizionali, dalla focaccia alla colomba, la pastiera e le uova pasquali. Ecco, federazioni, Dania, che noi abbiamo sentito, voglio dire, in questi mesi di preparazione alla festività della Pasqua, e avevano lamentato, ma come monitoraggio, come dire, fotografia dello status quo sul territorio, degli aumenti di prezzo. Sappiamo ad esempio di panificatori che si sono ritrovati ad avere a che fare con aumenti dello zucchero, aumenti della farina, insomma tanti aumenti, e poi insomma gli aumenti delle bollette che ci sono state in parte sono stati ripresi, ma sono aumenti con cui tutte le federazioni hanno avuto a che fare. Si è riusciti a gestire questo contraccolpo per quanto riguarda i ricavi? Sono stati degli aggiustamenti di listino, diciamo, inevitabili, perché nello scorso anno abbiamo visto una inflazione galoppare anche a 2 cifre, e quindi è stato inevitabile che ci fosse una ricaduta nei listini, ed è anche per questo che c'è un segnale di aumento quest'anno, per la Pasqua di quest'anno, il lieve aumento rispetto allo scorso anno, dovuto in parte anche a questo adeguamento dei listini. Tuttavia oggi l'inflazione rimane sotto controllo, l'intervallo di oscillazione dell'inflazione oggi è intorno allo 0,8%, quindi assolutamente quasi, diciamo, irrilevante, e questo è sicuramente la conseguenza del venir meno delle tensioni sui mercati dei beni alimentari lavorati e non lavorati. Ecco. Quindi diciamo che le ricadute sui listini le abbiamo avute, ma in linea di massima ad oggi sono attese minime oscillazioni. Nello specifico nel mondo del turismo si parla del 3,5% di variazione dei prezzi rispetto al 3,8% di gennaio, quindi un andamento decrescente rispetto a questo trend di adeguamento dei listini, che in linea di massima dovrebbero poi trovare un equilibrio stabile e poi rimanere anche stabili. D'altra parte in molti casi si lavora anche sul venduto, e quindi è chiaro che il prezzo è già stato stabilito. Senta Dania, veniamo all'annosa questione del personale. Cercasi personale, ci sono diversi cartelli che campeggiano per chi cammina, ad esempio a Treviso, ma insomma non solo Treviso, anche a Conegliano e Castelfranco, ma a Treviso in particolar modo è stato notato. Come siamo messi dal punto di vista del personale? La situazione è drammatica come quella dell'anno scorso, oppure è migliore? Il fatto che non ci sia più reddito di cittadinanza ha aiutato?
La situazione è sicuramente migliore perché si vive in un momento di maggiore appunto stabilità anche dal punto di vista delle oscillazioni dell'economia e dell'inflazione, e sicuramente veniamo da un'annata, come abbiamo detto, del 23 buona, per cui si è in parte messo a fuoco qual è la vera esigenza del personale anche per quest'anno, che appunto è atteso in scia rispetto allo scorso 23. È chiaro che in tutto questo si innesta una novità, che è una novità contrattuale. C'è stato in questi giorni, proprio prima di Pasqua, il rinnovo del contratto del terziario, della distribuzione e dei servizi. È un contratto che interessa nella provincia di Treviso 37.000 imprese e 7 buste paga su 10 arrivano da questo emisfero del terziario. Quindi si parla di un aumento che è stato una trattativa molto lunga, parliamo di 4 anni con la pandemia in mezzo, insomma, di attesa di questo rinnovo importante, che ha visto appunto un aumento che andrà adesso perfezionato. Ci saranno dei seminari ad hoc per declinare che cosa cambia veramente, ma c'è previsto un aumento che sarà circa di 240 euro al quarto livello, con anche una tantum di 350, quindi una busta paga che sarà più competitiva da una parte, e dall'altra invece per gli imprenditori sicuramente un maggior costo del lavoro che dovrà appunto indurre anche a delle assunzioni mirate, anche a investimenti in formazione per mantenere il personale competitivo. Quindi rinnovo del contratto dopo 4 anni, un contratto molto più competitivo, quindi che dovrebbe attrarre, no? Andiamo un po' a ricordare ai nostri telespettatori quando ci fu la polemica, no? Non si trova personale perché certi lavori sono meno attrattivi, soprattutto dopo la pandemia, quando ci si è resi conto di quanto importante sia il tempo libero e ovviamente i lavori che chiedono di essere presenti durante il weekend, le domeniche, proprio perché i negozi, i bar e i ristoranti sono sempre aperti, sempre per garantire un servizio. Parliamo ancora delle liberalizzazioni di monti. Insomma, sono lavori in cui per scegliere di entrare all'interno di questo mondo si è richiesto di più. Dunque questo è un rinnovo contrattuale che rientra, che fa parte di questo ragionamento, Dania? Cioè possiamo immaginare che tutto sia nato da qui, questa spinta? Sicuramente questa spinta ha motivato il punto di accordo che mancava negli anni scorsi. Il tavolo delle trattative era stato più volte sospeso, finalmente si è arrivati a una conclusione e ad oggi, a bocce ferme, questo è il dato di fatto. C'è un aumento che è stato deliberato a partire da oggi che arriverà fino al 2027. Quindi da una parte è vero un maggior costo del lavoro per l'imprenditore che dovrà fare bene i propri conti sulla base di questa novità, e sicuramente però una busta paga più consistente produrrà anche un volano nell'economia, darà anche probabilmente maggiore soddisfazione al personale che investe il proprio tempo nel lavoro che decide di fare, sia esso il negozio di tipo tradizionale piuttosto che la ristorazione. Ecco, per il campo della ristorazione, la maggior parte dei cartelli con cercasi personale, soprattutto nel weekend, riguarda bar e ristoranti. Come siamo messi? Il mondo della ristorazione in realtà è coinvolto dal contratto nazionale collettivo del turismo, che non è quello del terziario. Esatto. Il contratto della ristorazione prevede già, oltre alla 13ª, la 14ª, per cui è già un contratto che è più pesante, più consistente rispetto ad altri settori, proprio perché si richiede anche la disponibilità spesso nel lavoro serale e anche nel weekend. È un mercato che, l'abbiamo detto, è un trend in crescita, quindi è un mercato che assorbe personale ed è chiaramente un tema, quello della collocazione in questo settore, sempre molto acceso, sempre molto attuale. Il dibattito è sempre aperto, è fondamentale la formazione, e una volta che si è formato il personale necessario è importante trovare il punto di accordo e di equilibrio sia in termini di orari che in termini di economici, di retribuzione economica, per evitare che ci sia la fuga delle
del capitale umano, che è di fatto il capitale più prezioso che i pubblici esercizi e il mondo del turismo ha. Per quanto riguarda il settore appunto della ristorazione, la ricerca del personale è una ricerca, come dire, dai toni drammatici come era l'anno scorso. Ne abbiamo dato notizia di locali che non riuscivano a garantire l'apertura a pranzo e a cena perché non c'era personale, oppure secondo lei il fatto che non ci sia più reddito di cittadinanza può aver aiutato, può aiutare? Sicuramente può aiutare, favorisce un fenomeno di assorbimento del personale, e chiaramente è importante in questo caso cercare, ecco, che non ci sia la fuga delle persone una volta che si sono individuate. Non è da meravigliarsi, non ci si sorprenderà, non sorprende e non dovrà più sorprendere il fatto che alcuni locali non siano aperti 12 ore al giorno sempre, perché era così una volta e ci si aspetta che sia così anche oggi. Oggi i costi sono diversi, la disponibilità del personale, l'abbiamo detta, ma anche degli stessi imprenditori è diversa, è quella di gestire un'impresa ma che dia anche delle risorse economiche di soddisfazione e la possibilità di avere del tempo libero. Quindi in questo è chiaro lo scenario molto diverso, perché comunque dalle aperture, come ha detto bene lei Anna prima, i locali sono più che raddoppiati in pochi anni, quindi l'offerta è diventata anche un'offerta molto importante. Ci sono migliaia di strutture di ristorazione e centinaia di strutture ricettive nel nostro territorio, per non parlare poi dell'ospitalità extra alberghiera, quindi è chiaro che l'offerta c'è e chiaramente anche qui si cerca di trovare una conciliazione, soprattutto per le donne, di tempi di vita e tempi di lavoro, in maniera da poter accudire anche, come spesso accade, alle famiglie, e proprio anche il rinnovo contrattuale va in questa direzione di favorire i part-time, favorire la conciliazione con un occhio di riguardo importante all'emisfero femminile e anche naturalmente alla violenza di genere nei luoghi di lavoro. Ecco, molto si attenziona a questo tema, e sicuramente anche il lavoro femminile è uno di quelli che può trovare maggiori risposte anche in settori come quello della ristorazione e come quello del turismo, perché c'è la possibilità di avere degli orari flessibili, anche che prevedano lavoro domenicale e festivi, ma anche che possano dare lavoro in part-time durante la settimana, che è una delle principali richieste delle donne che lavorano. Quindi lei dice è aumentata l'offerta, sono tantissime le donne che lavorano in questi settori, quindi sono donne che cercano la conciliazione, vengono concessi molti part-time, quindi come dire, se la matematica non è un'opinione, automaticamente c'è bisogno di più personale che vada a gestire questi part-time e a garantire, proprio perché l'offerta è aumentata, che ci sia personale insomma in tutti i posti, in tutti i nuovi posti che sono aperti in città. Lei ha parlato di violenza di genere, qual è l'impegno dell'associazione per prevenire la violenza di genere, che sappiamo essere come dire, in tutti i settori? Sì, la Confederazione sta studiando dei progetti ad hoc che poi verranno declinati dal nazionale anche a livello regionale e provinciale naturalmente. Parlarne in generale è sempre d'aiuto, perché è uno sfogo per chi ha bisogno di sentire che questo tema è all'ordine del giorno e non se ne parli soltanto l'8 marzo o giù di lì. Quindi tenere sempre questo tema tra gli argomenti di attualità è chiaro che favorisce un'attenzione. C'è un problema anche culturale, quindi anche diciamo, l'impegno delle donne proprio nel mondo del lavoro è fondamentale, perché esse stesse non diventino i primi soggetti fragili, deboli, e quindi che si debbano in qualche maniera appoggiare a soggetti che a volte possono risultare violenti, come purtroppo la cronaca ci racconta. Quindi l'autonomia e l'indipendenza economica sono sicuramente un primo fattore di riscatto della donna e di consapevolezza del suo ruolo anche nella società e anche nell'economia del territorio, e questo è fondamentale perché la donna impari per prima ad essere attenta ai primissimi segnali di mancanza di rispetto, di mancanza di ecco, ovviamente che celano poi la violenza, che è il passo subito successivo. Quindi bene, più occupazione c'è delle donne nel mondo del lavoro e più si tende a tenere sotto controllo anche il fenomeno della violenza di genere.
Violenza di genere, di cui tra l'altro, Dania, parleremo nella seconda parte di questa nostra edizione con la cooperativa Itaca e il progetto che Itaca ha portato nelle scuole, che si chiama Alice incontra Pollicino. In ultima battuta, i commercianti sono da sempre l'occhio vigile del territorio, no? Voi avete, come dire, il potere di segnalare cosa funziona, che cosa non va, ed avete un rapporto privilegiato evidentemente con tutte le altre categorie e con l'amministrazione comunale. Che vita sta vivendo oggi la città, la Marca trevigiana, da questo punto di vista? C'è un dialogo molto stretto con le istituzioni, con un osservatorio trimestrale che prevede l'indagine puntuale del sentiment dei nostri imprenditori rispetto al senso di sicurezza, che molto spesso, va detto, risulta anche invariato rispetto magari al trimestre precedente. Non è che sempre si registri un peggioramento, anzi a volte si avvertono anche dei segnali di miglioramento, di migliore presidio del territorio, la presenza di telecamere o di forze dell'ordine, molte volte anche in borghese, che però si sa che ci sono e quindi danno un forte senso di sicurezza. C'è una buona collaborazione, le attese si prevede che possano essere quelli di mantenere tutte le situazioni sotto controllo. Treviso d'altra parte si colloca nello scenario nazionale al di sopra della media, pur avendo essa stessa le proprie difficoltà, al di sopra della media rispetto, diciamo, alla percezione di sicurezza che avvertono le nostre indagini, ecco, che vengono segnalate. Su questo lavoreremo a stretto contatto con il territorio, con le istituzioni, con le forze dell'ordine. Anche per il 24 sono stati trovati gli accordi economici perché l'osservatorio continui e quindi trimestralmente produrrà la propria indagine sul tema. Ecco, un osservatorio che appunto ci permette, no, consente di essere un termometro sulla situazione nella città. In ultima battuta, Dania, le chiedo giusto un passaggio sulla questione legata alla vivibilità della città. C'è stata una polemica lanciata da alcuni commercianti che ha in qualche modo sottolineato come la città sia piuttosto viva durante il weekend, ma soffra dal lunedì al venerdì, cioè la settimana, anche per, insomma, mancanza di iniziative. Lei ovviamente è presidente dell'Unione Provinciale, quindi di tutta la Marca, ma nello specifico ha un occhio vigile su Treviso. Ecco, questo essere spoglia durante la settimana è un dato reale su cui si può lavorare? Sicuramente si può sempre migliorare, questo in tutti gli ambiti, al di là che si parli del centro storico della città di Treviso, piuttosto che di Serravalle, piuttosto che di Oderzo, o di Vittorio Veneto, o di Castelfranco, o di ogni dove. La provincia offre tante risorse da ogni punto di vista ed è chiaro che è una provincia complessivamente vivace. È evidente che ci sono dei momenti della settimana, soprattutto col maltempo che abbiamo visto anche insistere da decine di giorni nel territorio, chiaramente scoraggiano le persone ad arrivare in città e su questo si può sicuramente fare ancora di più, però abbiamo anche ospitato degli incontri anche in ragione del Parco Vittoria, progetti importanti che interesseranno la città, in cui anche dalla Confederazione abbiamo sentito il confronto dagli esperti, diciamo, di urbanistica nazionale su come ci siano delle città che invece hanno delle risposte ben peggiori, per cui a volte anche i parcheggi non sono sempre la soluzione. Ci sono stati portati alcuni esempi di città che sono purtroppo svuotate dei negozi, che si sono desertificate perché sono state fatte delle scelte che non hanno, ahimè, dato il riscontro sperato. Ecco, e cosa aiuta a rivalutare un centro storico durante la settimana, secondo lei? Beh, allora sicuramente l'accesso alle città e le zone pedonali che consentano alle famiglie, anche coi bambini, agli anziani, di non essere intrappolati, imprigionati nella confusione dei mezzi di trasporto, sicuramente questo è un primo dato. Poi è chiaro che alcune griffe, alcune marchi sono di richiamo per una serie di, per un certo tipo di clientela. Poi è anche vero che la
la presenza, ma in questo caso a Treviso già ce ne sono parecchi di punti di ristoro, diciamo, non mancano. Ecco, il plateatico anche è stato un elemento che ha arricchito molto il decoro urbano della città. Ed è chiaro che però, anche se ci fossero dei mezzi di trasporto che consentano magari di parcheggiare anche fuori città e di arrivare facilmente in centro e di non dover portare borse e pacchi pesanti insomma, per centinaia di metri, questo chiaramente è un elemento sicuramente importante. La città però non può essere solo fatta di ristoranti e di caffetterie, di bar e di enoteche, tutto quello che riguarda il mondo del food. Servono dei servizi misti, quindi laddove ci sono i residenti, e quindi c'è tutto il tema della residenzialità, dove ci sono i residenti lavorano anche i negozi alimentari, lavorano anche i negozi di telefonia, la vendita di computer, perché ci sono gli studenti che hanno esigenze di servizi. Ecco, il tema degli studenti porta con sé tutta una serie di servizi annessi, quindi anche copisterie, servizi dedicati alla stesura delle tesi di laurea o comunque dei lavori da preparare per gli esami. Ecco, l'ospitalità stessa, nel senso che se ci sono delle offerte di pernottamento che sono molto costose, chiaramente gli studenti o chi non ha una certa capacità di reddito deve spostarsi fuori dalle mura della città, e questo è un peccato, perché poi il cittadino, il turista o lo studente poi spende lì dove si trova. E quindi ecco, avere anche un'offerta mista, non soltanto di locazioni diciamo turistiche di lusso, ma anche di fascia di prezzo adatta agli studenti che possano vivere però in sicurezza, e quindi il tema della sicurezza torna ed è importante, quindi residenti ma anche studenti, e una fascia di prezzo che possa soddisfare i vari segmenti di mercato e non soltanto alcuni. Ricordo che questa fu una polemica che noi raccontammo anche come giornalisti. Ricorderete quando ci fu il trasferimento di vari uffici dalla Questura alla Guardia di Finanza, cioè tutti uffici che insistevano nel centro storico di Treviso e che quindi portavano a Treviso tantissime persone, di fatto in qualche modo dislocati fuori dalle mura della città, e la città ha perso anche questo. Oggi, voglio dire, gli unici uffici che rimangono sono gli uffici comunali, quindi quelli dell'anagrafe, quindi chi arriva in città perché deve fare qualcosa è lì che si reca, però tanti altri uffici oggi non esistono più. Ecco, anche questo forse è un prezzo che la città ha pagato. Sono scelte sicuramente che poi una volta portate a termine e visti i risultati non è così veloce il ripristino ad una situazione diversa, ecco, anche perché le evoluzioni ci sono state, le guerre, le pandemie le abbiamo viste, l'andamento dell'inflazione, le criticità sui mercati le abbiamo viste. Ecco, questo è anche un contesto in cui ovviamente la città di Treviso si inserisce, e di tutto bisogna tenere conto. È chiaro, non sono gestioni facili, e sicuramente Treviso è una città che comunque appare molto vivace nei weekend, e comunque anche per le varie iniziative, ce ne sono molte anche in programma, ecco, cartelloni sono un po' ovunque anche per le varie attività. È chiaro che in tutto, ma questo in tutti gli ambiti, ecco, va tenuto conto, ci si può sempre perfezionare e migliorare, ecco, con la massima collaborazione anche da parte della Confcommercio per trovare nei tavoli opportuni, attraverso le iniziative, attraverso la rivitalizzazione delle città, attraverso i distretti urbani del commercio, tutti elementi che possono stimolare un certo tipo di riorganizzazione dei centri. Non parliamo solo della città di Treviso, l'abbiamo detto, ma anche di tutte le zone di periferia, anche delle colline, delle zone collinari del patrimonio UNESCO. Senta, in chiusura torniamo un po' a ringraziare chi oggi sta lavorando, no? Chi tiene i negozi aperti, i bar aperti, chi permette appunto alla città di essere una città ospitale anche nel ponte di Pasqua e Pasquetta. Senz'altro, un grazie alle migliaia di imprenditori e ai migliaia di collaboratori per il servizio di attenzione e di sostegno per l'economia locale e non solo turistica.
Grazie, e grazie. buon lavoro. Anche Grazie a lei, Dania voi. Sartorato, per averci raggiunto, anche insomma un po' per fare il quadro sul mondo del terziario, sul mondo del commercio della marca trevigiana. Grazie ancora per essere stata Grazie a voi, in bellissimo. nostra compagnia. Pochi secondi di pubblicità, poi al rientro vi faremo vedere il blitz di Ultima Generazione. Ieri durante la messa di Pasqua siamo nel Padevano, sono entrati per interrompere la messa pasquale. Vi faremo vedere queste immagini inedite. A tra poco. Prima edizione di Antenna 3 Nord-Est, ancora buongiorno, puntuale torna l'informazione di Antenna 3 Nord-Est anche in questo giorno di festa, nel giorno di Pasquetta. Siamo partiti dandovi il report sul maltempo con la frana in A23 e l'autostrada parzialmente chiusa con lunghe code che appunto questa frana ha causato. Poi eccole qui, queste sono le immagini che potete vedere della frana che c'è stata questa mattina, le prime luci dell'alba. Siamo sulla A23 e intenso il lavoro dei vigili del fuoco per liberare il manto stradale dai massi che sono caduti ovviamente a causa delle forti piogge. Poi c'è la neve che sta scendendo copiosa in montagna e che ha imposto la chiusura dei passi che collegano Belluno e il Trentino. Poi ci sono nuove frane nella zona di Valdobbiadene, la pioggia e la grandine sono cadute a Miane, dunque il maltempo sta imperversando ancora nella marca trevigiana, soprattutto nella zona pedemontana. Ve ne daremo conto anche questa sera nel corso dei nostri servizi. Ora abbiamo appena parlato con la Presidente dell'Unione Provinciale Ascom Confcommercio, Dania Sartorato, abbiamo parlato e ringraziato le attività che hanno aperto in questi giorni di Pasqua e Pasquetta. Ottimi i risultati, gli accessi in tutta la marca, ma soprattutto nella città di Treviso. Vi riproponiamo il servizio che in qualche modo va a raccontare della protesta di alcuni commercianti nei confronti dell'assessore al commercio Rosanna Vettoretti, chiamando in causa una città viva durante il weekend ma morta dal lunedì al venerdì. Vi facciamo ascoltare le loro voci. Se non ricordo male era un martedì, erano le 12:30, era praticamente quando gli uffici chiudono e la gente dovrebbe uscire per andare a mangiare un boccone o per fare una commissione, per fare anche solo una passeggiata. C'era il sole, una bella giornata e Piazza dei Signori era deserta. Eccola la Piazza dei Signori descritta da Andrea Penzuaiello nella foto che lui stesso ha pubblicato su Facebook. Non un caso isolato, sottolineano i commercianti del centro, ma una situazione che si ripete dal lunedì al venerdì quando la città è morta. Oggi siamo di sabato, siamo qui in pescheria, la via è colma di gente, e però è un momento, io lo chiamo ludico, il sabato, di tempo libero. Poi dal lunedì al venerdì, dove noi imprenditori dobbiamo appunto promuovere attività, ci troviamo con il vuoto tecnico. Io quando vado alla sera dopo la chiusura del locale alle 21:30 in Piazza dei Signori, magari a versare l'incasso o quello che è, trovo una piazza deserta anche di giovedì sera, e questo è inaccettabile. La goccia che ha fatto traboccare il vaso e scatenare la reazione degli esercenti, l'esito dell'ultimo tavolo ristretto delle attività produttive convocato lunedì scorso con le associazioni dei commercianti e l'assessore Rosanna Vettoretti. Cerchiamo di programmare attività per il buon senso, per lo sviluppo della città. Certo che siamo a quasi un anno di concertazioni con il poco di fatto. Sotto il profilo programmatico oggi siamo in difficoltà, cioè la città soffre e non vedo visioni di gioco che possono portare a breve, medio e lungo termine degli sviluppi. Servono strategie per colmare questi vuoti, invocano ancora i commercianti. Assolutamente residenza. Non possiamo vivere in 6-7 mila persone, dobbiamo ritornare a vivere in 20 mila persone nel centro storico. Sono gli uffici, sono appunto le varie attrattive lavorative che portano dentro un flusso di persone a chi vivrebbe la città dalle 8 alle 20. Residenzialità, uffici, ma anche eventi e grandi mostre sono le politiche che i commercianti chiedono all'amministrazione di attuare quanto prima. Si chiede anche ai piani alti delle prese di posizione o delle competenze che in questo momento sono un po' latenti. Ci sono negozi che continuano a chiudere, quelli che aprono sono dei fenomeni nel senso di sentimento, ci provano, ma è difficile sopravvivere. Abbiamo bisogno di azioni forti e continuative, non spot. In questo momento io chiedo veramente un forte dialogo aperto, sereno e concreto. Chiede anche le dimissioni di Vettoretti? No, assolutamente, non mi permetterei mai. Allora adesso
Adesso invece vi facciamo vedere questo video pubblicato su Instagram, il blitz di 2 attivisti di ultima generazione, eccoli qua. Siamo nella chiesa della Sacra Famiglia, siamo a Padova, uno dei 2 è un minorenne, dopo aver fatto la comunione ha esibito il cartello con scritto "Non ho futuro, io ho paura del mio futuro". Eccolo qui, lo guardate, questa è durante la messa, stiamo parlando della messa di ieri, dunque la messa del giorno di Pasqua. Si tratta della stessa ragazza che aveva fatto irruzione a Natale alla Basilica del Santo, eccola qui, ha fatto la comunione e poi ha esibito questo cartello con scritto "Io ho paura per il mio futuro". È stata ovviamente invitata dal personale a allontanarsi e poi è arrivata, vedete, anche la polizia. Il blitz del collettivo Ultima Generazione nel giorno di Pasqua nella chiesa della Sacra Famiglia, siamo a Padova, la città del Santo. Siamo al prossimo ospite di questa nostra prima edizione, parliamo di tour operator e lo facciamo con Elio Tomasella, presidente della comunità Autobus Operator di Confartigianato, imprese marca trevigiana. Elio, buongiorno, grazie per averci raggiunto. Buongiorno e buona Pasquetta a tutti i telespettatori e a voi della redazione. Allora partiamo da qui, Tomasella, come è andata per la vostra categoria, come è andato questo ponte di Pasqua e Pasquetta? Ricordiamo, lei rappresenta la categoria degli autobus e bus operator. Com'è andata? Diciamo che il nostro lavoro è ricominciato molto, cioè, si è avviato molto bene fin dall'inizio di quest'anno, anche nei mesi, si è allargato anche nei mesi freddi, le gite, i movimenti di turisti sono stati copiosi, diciamo così, anche nel periodo che normalmente nel pre-Covid magari erano momenti di stallo, di poco lavoro, la voglia probabilmente di viaggiare delle persone, di riprendersi una vita, ha fatto sì che la nostra categoria abbia ripreso a lavorare in maniera molto buona, insomma. Quindi è andata bene. Noi come giornalisti abbiamo dato la notizia delle gite scolastiche che di fatto sono andate in crisi. Voi come autobus operator immagino interveniate anche nella gestione e organizzazione delle gite scolastiche. Ci racconta un po' che cosa sta accadendo? Ma le gite scolastiche sono andate in crisi nel senso di mancanza di personale, non tanto di mezzi, anche se c'è qualche problema anche di reperibilità, di consegna di autobus nuovi. Col Covid si è probabilmente rallentata la produzione di questi autobus e oggi se uno ordina un bus da Gran Turismo le consegne a novembre del 2025. Al di là di questo, per le gite scolastiche c'è appunto una mancanza di reperibilità di mezzi e di uomini. Questo ha portato un innalzamento dei costi, soprattutto per il costo del gasolio. Non possiamo più recuperare le accise come trasporto merci. Questo sarebbe una cosa che potrebbe agevolare l'abbattimento dei costi dei nostri. Aspetti, perché è un po' saltato l'audio mentre lei chiedeva, in qualche modo proponeva una soluzione per come dire, colmare questo gap e andare a sanare questa problematica, no? Allora ci raccontava che mancano pullman e manca personale e quindi i costi sono aumentati, ma sono aumentati anche ovviamente per il caro gasolio e dunque le gite scolastiche sono diventate più care rispetto ad una volta, ce lo conferma? Sì, però bisogna fare una considerazione. Il committente che chiede un preventivo per una gita e fa il confronto con il pre-Covid nota un aumento considerevole. Però bisogna considerare che le tariffe che venivano applicate prima del Covid erano particolarmente basse, non erano reali. C'erano pochi investimenti, c'era una concorrenza al rischio e questo
voleva dire poi reinvestire poco su mezzi nuovi, tecnologici e quant'altro. Quindi siamo partiti da una soglia molto bassa. È chiaro che con gli aumenti che ci sono stati, la differenza, specialmente per le gite corte, dove i costi fissi sono diciamo applicati rispetto magari alla gita lunga, dove variano molto i costi variabili, il gasolio e così, nella tariffe c'è c'è stato un aumento abbastanza sostanzioso sulle piccole tratte. Lei ci conferma che per questo dunque voi avete avuto meno domanda? Ma no, perché dirò, meno domanda. Veniamo dal Covid dove domanda non ce n'era, quindi siamo partiti diciamo talmente da terra che abbiamo avuto diciamo così, un rialzo in percentuale altissimo, però è stata una situazione anomala, cioè bisognerebbe confrontare col pre-Covid. In questi ultimi 2 anni qua chiaramente avevamo lavorato un po' poco. Adesso siamo tornati, secondo me, a livello del pre-Covid, con la differenza che c'è disponibilità di personale. Mi allaccio al discorso della Presidente dell'Ascom, cioè se non rendiamo attrattivi i lavori del terziario e sempre di più ci sono persone che vogliono aumentare la loro qualità della vita, c'è addirittura che propone il lavoro di settimana. Ben venga, può essere un'idea. Ma queste persone che lavoreranno qualche giorno per aumentare la loro qualità della vita hanno bisogno poi di tutti gli altri giorni e qualcuno deve sacrificare a farli. Allora, perché qualcuno si sacrifichi, bisogna che ci sia l'attrattività, il compenso economico perché facciano questi servizi, se no altrimenti rischiamo di lasciare a casa le persone da lavoro perché devono migliorare la loro della vita e l'unica cosa che possono fare è andare al centro commerciale il venerdì e uscire la domenica. Senta, ma lei ci può confermare allora che voi avete avuto delle dimissioni di personale che ha preferito spostarsi su altri settori? Sì, durante il periodo del Covid alcuni cupisti sono andati nel trasporto merci perché appunto il trasporto merci ha continuato a lavorare. Certo. Sono state delle scelte obbligate per qualcuno. Nel frattempo le persone hanno maturato l'età per la pensione oppure non possono più guidare raggiunto il limite di 68 anni. In qualche paese questo limite è a 70. Chiaramente questi autisti non sono più disponibili. Certo. Al contrario, non ci sono giovani che decidono di fare la patente e di intraprendere questo mestiere. Senta, è una patente costosa, Presidente? Una patente è costosa, c'è stato dato un bonus per le patenti professionali sia nel trasporto merci che nel trasporto persone, mi pare erano stati stanziati 5 milioni, non vorrei sbagliare, per 2.500 euro a persona. Questo è terminato velocemente, quasi nessuno è riuscito a ottenerlo. C'è il dubbio che sia andato in mano chi ha fatto le autoscuole che hanno fatto fare la patente solo per lo scopo del bonus e non per fare la professione di autisti. Questo è il dubbio che pongo personale mio, perché non si capisce perché dopo 12 ore aperto il bando tutto il bonus sia andato esaurito. Ecco, questo è quello che è successo.
Direi che è curioso quello che lei ci sta raccontando, anche perché era un bonus importante, no? Visto che insomma ci sono dei costi alti e il fatto di poter avere in qualche modo già questi costi pagati avrebbe potuto essere un volano per attirare nuovi autisti per il vostro settore. Certo, 2.500 euro su un costo, credo, di una patente D con CAP, certificato di professionale, sui 4.000-4.500 euro. Cosa propone lei come categoria? Cioè quali potrebbero essere gli ingredienti giusti per aiutarvi a farvi lavorare meglio? Anche perché insomma sta arrivando la bella stagione, no? Quindi il vostro lavoro dovrebbe implementarsi. Allora, la categoria appunto nostra ha bisogno, secondo me, di poter abbattere i costi con il recupero delle accise sul gasolio, anche per il settore turistico, non solo per il trasporto del TPL. Questa è una soluzione, come dicevo prima. Un'altra cosa è avrebbe bisogno anche a livello tempi di guida degli autisti una valutazione specifica per il trasporto persone. Noi dobbiamo sottostare alle stesse regole che vanno per il trasporto merci, ma noi trasportiamo persone con determinate esigenze. Non è che possiamo organizzare le ore, il viaggio in base alle regole che ci sono, giustamente va fatto, però le persone hanno le loro esigenze. Tutto va fatto in sicurezza, però noi alterniamo servizi magari lunghi a servizi corti. Il trasporto merci si può utilizzare come vuole, l'autista parte e qui quando partire, quando fermare. Noi siamo vincolati a delle persone e le regole le stesse, e questo secondo me va a influire tanto sull'operatività e sui costi anche dei viaggi, perché gli autisti devono sottostare a dei riposi di 45 ore settimanali, non possono dare più di disponibilità di 13 ore al giorno, quindi a volte magari per un'ora, mezz'ora non c'è elasticità in questo. Ecco. Noi avremo bisogno come categoria, come trasporto persone, di rispettare le regole per i riposi, sì, per garantire la sicurezza delle persone, però dell'elasticità proprio perché trasportiamo persone ma non merci. Ma certo, ma anche perché, voglio dire, durante il viaggio voi vi fermerete in un autogrill, magari a una pausa pranzo, una pausa che fa fermare l'autista e il pullman anche per un'ora o più, e questa lei dice è un'ora che viene conteggiata nei limiti che sono imposti e che quindi vanno a danneggiare il lavoro dei nostri autisti, no? E a non consentire la flessibilità. Da qui le difficoltà che trovate nella gestione del personale, giusto? Certo. Faccio un esempio, magari un autista per 4-5 giorni consecutivi lavora addirittura perché fa servizi locali 3, 4, 5 ore al giorno, e poi capita il lavoro di 2 giorni, di 2 gite di giornata, sabato e domenica, e se tra lo stacco del sabato e la domenica non ci sono almeno 9 ore consecutive di riposo, che per carità sono sacrosante, però basta che questo orario si riduca a 8 ore e 50 minuti e quell'autista lì non può più essere utilizzato per partire il giorno dopo. E per tutta la settimana magari ha lavorato 3 ore alla settimana. Chiarissimo. Su questo ci vuole di elasticità. Senta, l'ultima battuta sul fronte della mancanza di personale, secondo lei qui nella Marca Trevigiana di quanto personale in più, magari proviamo a raccontarlo a livello percentuale, avreste bisogno? Guardi, adesso noi come azienda, per esempio nostra, abbiamo raggiunto, siccome non facciamo tanti viaggi turistici sabato e domenica, abbiamo abbastanza servizi locali da lunedì a venerdì, per esempio abbiamo trovato anche un buon numero di autisti disponibili. Per quanto riguarda il TPL, so che cercavano autisti, c'era questa necessità, parlavano di un 15% di mancanza di autisti. Adesso
nel prossimo anno ci sia una diminuzione di utenti del trasporto di linea verso le scuole, e questo problema si diminuisca come pressione. Ecco, questo sembra chiaramente la MOM è più nell'argomento del sottoscritto che Sì, anche noi abbiamo in qualche modo raccontato, no, attraverso il Presidente Colladon qual è la situazione. Tomasella, grazie, davvero grazie per essere stato in nostra compagnia, ovviamente buon lavoro a lei e a tutta la categoria e buona Pasquetta. Grazie, buona Pasquetta a tutti voi. Arrivederci Elio Tomasella, Presidente Comunità Autobus Operator di Confartigianato Imprese Marca Trevigiana. Adesso il punto sempre sul calo dei lavoratori con l'inverno demografico. Entro il 2027 si stima che saranno 50.000 i lavoratori in meno e nel 2041 ne mancheranno 100.000. Questi dati sono stati raccolti da Confapi. Vediamo. Padova la popolazione in età lavorativa conta quasi 595.000 persone, pari al 63,9% del totale, ma secondo uno studio di Fabbrica Padova del centro studi di Confapi si è calcolato che in meno di 20 anni scenderà di circa 99.300 unità. Una popolazione sempre più vecchia ha ovvie conseguenze anche sul mercato del lavoro. In Italia l'età media della popolazione è attualmente di 48,3 anni, è la più elevata tra i paesi dell'Unione Europea e si prevede salirà fino al 51,6 anni nel 2050. L'età dei lavoratori aumenta, ma quello che diminuisce è il loro numero. Questo è il problema, perché con l'aumentare dell'età diminuisce il numero. Quindi già oggi noi abbiamo dei grossi problemi, tutta l'organizzazione ha dei grossi problemi perché mancano parecchi posti di lavoro. Nel 2027, dal calcolo che abbiamo fatto, nella provincia di Padova mancheranno 50.000 lavoratori, nel 2041 mancheranno 100.000 lavoratori, che non sono solo lavoratori, sono proprio persone, perché diminuisce il numero degli abitanti. Questo è il vero problema. C'è una crisi demografica molto importante, non è controbilanciata a sufficienza dall'immigrazione. La società invecchia e il rischio che verranno a mancare persone da impiegare e i servizi. Nei prossimi 20 anni si ridurrà del 16% la percentuale della popolazione adulta tra i 25 e i 64 anni, mentre dovrebbe crescere di quasi 1 milione di unità la popolazione tra i 65 e i 69 anni, più 27,8%. Questa fascia d'età, per effetto dello spostamento in avanti dell'età attiva e di pensionamento, sarà sempre più presente nel mercato del lavoro, con conseguenze dirette sull'impiego di capitale umano e la disponibilità di competenze, specie di tipo digitale. In realtà la mancanza di lavoratori è trasversale, dai lavori più semplici, almeno apparentemente, a quelli più sofisticati. Ci sono meno persone che sono pronte a ricoprire certi ruoli, e questo è il vero problema. Confapi Padova chiede dunque che venga rivista la strategia per garantire il ricambio generazionale, garantendo la formazione dei lavoratori. E dobbiamo affrontarlo come? Garantendo una maggiore possibilità di accesso al lavoro, cioè le persone ci sono, ma molte sono donne, per esempio, e per le donne purtroppo non ci sono strutture sociali che consentano l'ingresso al lavoro. Bisogna che i giovani siano formati in modo da poter lavorare, ma anche che i lavori siano pronti a ricevere i giovani che hanno una mentalità diversa, e bisogna anche che l'immigrazione controllata, valutata e organizzata vada a ricoprire quei ruoli lavorativi che mancano. Allora guardate questa fotografia e l'annuncio che è apparso sul profilo Facebook di Venezia.com. Airbnb finalmente rende reale il sogno di ogni turista: alloggiare in una meravigliosa gondola e svegliarsi in bacino di San Marco. Prova l'ebbrezza del camping lagunare. Approfitta di questa offerta. Eccolo qua, questo è il marchio, questo è l'annuncio che è comparso sul profilo di Venezia.com con scritto: far pernottare gli ospiti in
gondola, un tempo mezzo di trasporto quotidiano dei veneziani più abbienti, sarà la svolta per il colossale portale che sembra muovere i primi passi, continua la finta notizia, verso una più profonda sensibilizzazione del territorio e la comunità locale. Ebbene, questo è un pesce d'aprile, oggi è il 1° di aprile ed è il pesce d'aprile di Venezia.com, che di fatto hanno ripreso tutti i giornali convinti che si trattasse davvero di una notizia, cioè che da oggi sarebbe stato possibile attraverso Airbnb dormire invece che in una casa albergo, in una gondola. Ecco, questo è un pesce d'aprile, quindi insomma, se anche voi avete letto una notizia, sappiate che è stata pubblicata apposta perché fosse lo scherzo della tradizionale ricorrenza del pesce d'aprile, quindi anche questa notizia è un fake. Ci fermiamo, pochi secondi di pubblicità, poi entreremo nelle scuole e parleremo di violenza di genere. A tra poco. Ben ritrovati, prima edizione di Antenna 3 Nord-Est, ancora buona Pasquetta a tutti voi. Entriamo ora nella mente dei ragazzi e tra poco entreremo anche nelle scuole con una serie di progetti veramente molto interessanti. Lo studio è dell'Università di Padova, ha realizzato test su 120 bambini, la dislessia si combatte anche con i videogiochi d'azione. Vediamo. Spesso vengono mal considerati dai genitori che li vietano ai figli, ma uno studio recente che ha unito l'Università di Padova con i ricercatori di Bergamo, Pavia, Milano, Varese, Lecco e Parigi ha messo in luce come i videogiochi d'azione possono avere un ruolo chiave nella risoluzione delle difficoltà nella percezione dei suoni del linguaggio, principale causa della dislessia evolutiva. Lo studio è stato pubblicato sulla rivista Science of Learning del gruppo Nature. È da un po' di anni che stiamo studiando l'effetto di questi videogiochi sullo sviluppo dei bambini. Avevamo già dimostrato un effetto sui bambini dislessici con un aumento della velocità di lettura e anche miglioramento delle capacità attentive. Questa volta siamo riusciti a intervenire prima e lavorare anche sui circuiti più uditivi fonologici. E abbiamo capito che il videogioco, come tutti i giochi, hanno un effetto molto potente sullo sviluppo dei bambini. In questo caso il videogioco riesce a aumentare la velocità di elaborazione anche dei suoni, permettendo di superare uno degli scogli più grandi per quando si deve imparare a leggere. Sebbene giocare sia considerato indispensabile per lo sviluppo cognitivo, sensomotorio e sociale di un bambino, c'è ancora una certa resistenza nel pensare che un simile ruolo possa essere svolto anche dagli attuali videogiochi. Diversi studi hanno però dimostrato che nei bambini con dislessia la velocità di lettura può migliorare in seguito a un trattamento riabilitativo con videogiochi commerciali che stimolano le abilità attentive. Un miglioramento dell'attenzione infatti risulta indispensabile per leggere le lettere. È una tecnologia, c'è, e la cosa più intelligente è quella di farlo nostro valido alleato. Quindi i bambini, noi abbiamo visto durante le nostre sessioni di trattamento, si divertivano, erano in gruppetti di 4, 5, 6 bambini, quindi anche tra di loro formavano un bel gruppo ed era fondamentale ovviamente la presenza dello sperimentatore in modo tale anche da stimolare il bambino quando era in difficoltà in alcuni momenti del gioco. Ai genitori mi sento di dire che se il bambino mostra interesse verso i videogiochi, non demonizzare completamente, scegliere videogiochi giusti con le giuste modalità anche di somministrazione, se così vogliamo dire, per farli giocare coi giochi giusti e nelle giuste quantità. Questo studio di prevenzione ha coinvolto 120 bambini dell'ultimo anno della scuola dell'infanzia. Un sottogruppo presentava difficoltà nei prerequisiti della lettoscrittura e quindi erano a rischio per una futura dislessia. Lo studio dimostra che con solo 20 sessioni di gioco con un videogioco d'azione da 45 minuti ciascuna si annullano specificatamente i disturbi nella percezione dei fonemi. Allora, eccoci qui, adesso entriamo nelle classi, nello specifico andiamo a raccontarvi un progetto che ha coinvolto 1400 studenti, ci sono, attenzione perché me lo sono segnato, 14 istituti di 28 comuni del quartiere del Piave. Questi sono i numeri della 4ª edizione di Alice incontra Pollicino, che è un progetto di prevenzione contro la violenza di genere che è entrato nelle scuole. Ad allargare il raggio andiamo a raccontarvi di una sorta di asse di partnership che è nato
nata tra l'ULSS 2 di Treviso, i comuni e la cooperativa Itaca. Allora, io adesso vi presento le ospiti che ci hanno raggiunto. Siamo con Chiara Grando, coordinatrice del progetto Change della cooperativa sociale Itaca. Eccoci Chiara, buongiorno. E siamo con Maria Grazia Antoniazzi, coordinatrice cooperativa sociale Itaca. Buongiorno. Eccoci qua. Allora, partiamo. Dunque, il progetto Change in qualche modo ingloba il progetto Alice incontra Pollicino di cui vi abbiamo parlato, e ve ne abbiamo parlato anche intervistando l'assessore Gloria Sernagiotto del Comune di Treviso, quando si sono verificati diversi episodi di violenza di genere. Che cosa fanno i comuni, che cosa fa l'azienda sanitaria? Prova a partire dai ragazzi per spiegare loro che cos'è la violenza di genere, quali sono i rischi e come la si può prevenire. Da qui il progetto. Partiamo allora, Chiara, ci racconta come dire Change in tutta la sua come dire complessità, perché all'interno ci sono diverse cose, e dopo entreremo nel cuore di questo progetto che ha un nome molto particolare, no? Alice incontra Pollicino. Partiamo con lei, Chiara. Grazie innanzitutto appunto per l'invito. Per noi è un piacere essere qui per raccontare quello che ogni giorno facciamo. Io e la collega siamo delle educatrici della cooperativa sociale Itaca, lavoriamo con il target di preadolescenti e adolescenti e con le famiglie. Da diversi anni Itaca si occupa infatti di diversi settori, dagli anziani alla disabilità, alla salute mentale. Nello specifico noi lavoriamo nell'area delle politiche giovanili e di comunità. In questo contesto, quindi, lavorando quotidianamente appunto con i ragazzi, è nato il progetto Change. Change vuol dire cambiamento, change no? Vuol dire corretto. Cambiamento, è cambiamento maschile, nel senso che è un progetto un po' diverso rispetto magari alle realtà che già noi conosciamo nel territorio, ed è un progetto importante innanzitutto per una serie di ragioni. Prima di tutto è finanziato dalla Comunità Europea e si sviluppa in 2 regioni, quindi noi congiuntamente stiamo realizzando il progetto sia qui nel Veneto che in Friuli Venezia Giulia, e questa è la prima ragione. La seconda è il partenariato, nel senso che abbiamo una serie di partner pubblici e privati che si sono uniti, 13 partner, e che naturalmente in questa sede non me ne vogliano male, ma non li potrò citare tutti. Ci tengo però a precisare quello che anche lei in premessa ha detto. Il Comune innanzitutto di Treviso, certo, con gli assessorati di riferimento dell'assessore Sernagiotto, dell'assessore appunto Tessarolo, quindi scuola e sociale, hanno deciso di partecipare in partenariato con noi al progetto, e questo ci ha permesso per l'anno scolastico 2023-2024 di realizzare tutta una serie di laboratori coinvolgendo gli istituti scolastici del Comune di Treviso. E questo è il primo partner importante. Il secondo partner è l'azienda sanitaria, l'ULSS 2. Nello specifico abbiamo coinvolto lo IAFC e la neuropsichiatria infantile. Questo non soltanto nel progetto Change, ma anche negli altri progetti di cui ho fatto riferimento prima con gli adolescenti, per avere sempre un focus sul tema della vulnerabilità e dei ragazzi vulnerabili. Terzo partner, e poi chiudo questa parte, è la Fondazione di Comunità. La Fondazione di Comunità è colei che a suo tempo ha permesso proprio di elaborare il progetto Alice incontra Pollicino. La Fondazione è un soggetto del terzo settore che già da tempo lavora sul tema della violenza di genere e che nel 2019 ha investito con una collaborazione con Itaca, permettendoci di entrare nelle scuole con un format che è appunto Alice incontra Pollicino. Che cosa si va a raccontare ai ragazzi nelle scuole quando si parla di violenza di genere? Cioè, quali sono i messaggi che devono arrivare? Perché poi noi sappiamo che oggi i ragazzi sono, come dire, bombardati da messaggi che arrivano da tutte le parti, quindi immagino che bisogna rivolgersi a loro in maniera, come dire, diretta. Qual è il messaggio per far capire loro cos'è la violenza di genere? Allora, rispetto a questo, anche un pochino per chiudere cos'è Change, una dimensione importante di Change è la parte di prevenzione, quindi il messaggio è l'educazione al rispetto, all'affettività, all'empatia, alla capacità di mettersi nei panni degli altri, e questa è una sezione importante del progetto, perché è la parte di prevenzione che poi la collega le racconterà. L'altra cosa che un po' cambia anche la prospettiva di Change è il lavoro della presa in carico della parte maschile. Infatti guardate, abbiamo un volantino, ve lo facciamo vedere,
che è la brochure, eccola qua. Io ci tenevo in particolar modo a farvela vedere perché a me ha colpito particolarmente la parte dove c'è scritto sportello per uomini autori di violenza, no? Cioè il fatto che ci siano degli spazi di ascolto che sono rivolti davvero a tutti. Alla parte maschile. Esatto. E questo è l'aspetto innovativo del progetto, nel senso che ci permette di lavorare con chi ha agito violenza, quindi accanto a tutta la dimensione di cura e protezione della donna e del minore, c'è un lavoro sulla parte proprio del cambiamento maschile, ecco quindi change. Il fatto di lavorare sulla parte di gestione delle emozioni e quindi specificatamente della gestione della rabbia. Sono percorsi psicoeducativi molto lunghi, a volte durano anche 2 anni e è un lavoro sia individuale che di gruppo, per cui c'è prima un colloquio individuale e poi all'interno del gruppo degli uomini che hanno avuto accesso allo sportello. E questa cosa qui ci permette di ricollegarci anche al tema dei ragazzi, perché è un lavorare sul tema delle emozioni. Senta, ma esiste una fotografia, un target di questi uomini che arrivano da voi o sono davvero di tutti i tipi, di tutte le estrazioni sociali, di tutte le nazionalità? Noi diciamo che non esiste un uomo, un'immagine, una fotografia. Ogni persona vive delle difficoltà nella vita, la cosa importante è lavorare sulla gestione emotiva e sulla capacità di esprimere le proprie emozioni ed è quello che noi facciamo poi nel lavoro di prevenzione all'interno delle classi. Senta Chiara, in ultima battuta su questo sportello, questi uomini arrivano da voi in maniera volontaria, giusto? Quindi diciamo questo è un po' l'anello di congiunzione. Allora, alcuni arrivano in maniera volontaria, altri invece mandati dai servizi specialistici, servizi sociali territoriali e infatti per questo un'azione importante anche del progetto è stata proprio di formazione a 300 operatori del settore. Dall'altro vengono inviati anche dai tribunali. Certo è che viene fatta dalle colleghe e in questo cito Casa per l'Uomo, che sono proprio gli esperti che lavorano in questo settore, valutano la parte di motivazione dell'uomo a proseguire naturalmente il percorso. Avete visto uomini rinascere? Uomini cambiati, questo sì. Questo sì. Visto che insomma siamo in tema di Pasqua, il tema della rinascita, a me piace sempre in qualche modo collegarci a quello, insomma, al qui e ora. Maria Grazia, sono da lei. Entriamo nelle classi, sì. Cerchiamo di capire che cosa voi educatrici dite ai ragazzi e alle ragazze evidentemente, che cosa loro chiedono a voi. Certo, allora sì, il cappello generale, il tema generale è la prevenzione alla violenza di genere, ma significa fare con i bambini e con i ragazzi, ma anche con le persone in genere, fare prevenzione ai comportamenti e anche alle parole violente e aggressive. Significa andare a parlare in realtà non di violenza, ma di fattori di protezione, fattori di protezione alla salute, allo stare bene. Pertanto agiamo su quelli che possono diventare dei fattori protettivi perché questi bambini e questi ragazzi possono incontrare nella loro storia di vita a volte delle difficoltà o altri fattori che possono indurre alla violenza. I fattori che inducano alla violenza sono complessi e sono sociali, culturali, sono relazionali, individuali, familiari, per cui quello che noi andiamo a fare in classe in realtà è una piccola parte che deve comporsi di azioni fatte anche in altri ambiti. Quello che pensiamo, che è il fondamento della nostra attività, noi entriamo in classe solitamente per 3-4 incontri in orario scolastico, incontriamo bambini di quinta elementare e ragazzi e ragazze della classe terza della scuola secondaria di primo grado. Con questi bambini e ragazzi parliamo... Sono proprio le classi di passaggio, no Maria Sono le classi di passaggio e non a caso, perché diciamo che i cambiamenti in queste due età particolari sono cambiamenti legati appunto a
cambiamenti fisici ma anche del pensiero. Pertanto sì. C'è consapevolezza di che cos'è la violenza di genere e delle responsabilità che poi possono avere questi ragazzi? Allora, noi appunto, come dicevo, non parliamo in maniera diretta di violenza, ma accogliamo la curiosità e le domande che i bambini e i ragazzi ci portano. Quello che ultimamente ci chiedono è di capire meglio alcuni termini, ad esempio i termini abuso, il termine violenza sicuramente, oppure che cosa significa il maltrattamento, a che cosa si riferisce. Sì, questo i bambini lo chiedono perché sono comunque sottoposti alle notizie, sono sottoposti a visione di contenuti espliciti, sia anche insomma, alla televisione sicuramente, ma soprattutto nell'uso dei social, nell'uso sì, a volte libero del cellulare, del web. Pertanto sono tutti ragazzi sì, che hanno già un cellulare, no? Sono tutti ragazzi che hanno già un cellulare, sì. E se anche non ce l'hanno, ce l'ha l'amico, pertanto, oppure usano anche quello di mamma e papà, e quindi insomma. Voi che lavorate e siete educatrici, no? Nell'ambito educativo, avete visto, insomma, ormai di social network ce ne sono, insomma, non possiamo più dire che si tratti di un fenomeno recente, però possiamo dire che il loro utilizzo così massiccio in questa società, il fatto che tutti abbiano un cellulare, deriva anche dal fatto che i costi del possedere un cellulare si sono abbattuti notevolmente, bastano 10 euro per avere un abbonamento mensile. Ecco, tutto questo, la direzione che sta prendendo questo sistema può aver peggiorato in qualche modo, secondo lei, le situazioni e gli stimoli, gli input che arrivano a questi ragazzi? Assolutamente sì, sia in termini di stimoli e di cose che loro possono vedere a cui a volte non sono preparati, per cui sono contenuti che a volte li possono spaventare, e anche perché il media in sé, l'uso anche del cellulare, in realtà ti mette un po' al riparo, per cui nella relazione con l'altro, che a questa età è curiosa, è sana, andare verso l'altro, però se ci parlo e se cerco di conoscerlo solo attraverso il cellulare, può essere che mi permetto magari di rispondergli in un certo modo, in maniera anche aggressiva, tanto le conseguenze di questo mio dire e di questo mio a volte anche insultare o insomma prendere in giro, non vedo l'effetto che fa nell'altro. Per questo noi crediamo importante a scuola e in classe trattare proprio dell'emozione e dell'effetto che fa parlare con l'altro, dire a volte questo non riesco ad andare d'accordo con te, no? Noi pensiamo che sperimentarlo direttamente in classe, anche con l'aiuto di un adulto, sia importante, proprio perché a volte il cellulare allontana dalle conseguenze di questa comunicazione nella relazione. Cosa vuol dire Alice incontra Pollicino? Ce la spiega un po' questa denominazione? Allora, è un nome che è un titolo che è arrivato un po' da solo, nel senso che noi siamo presenti nel territorio come cooperativa Itaca da molti anni, proprio anche negli interventi educativi in classe su diverse tematiche, in particolare anche le tematiche legate all'affettività e sessualità, e avevamo un progetto che si intitolava Pollice Verde. Così, proprio perché pensiamo che a volte insomma, bisogna diventare un po', conoscere, diventare un po' esperti, impraticarsi un po', e quindi avevamo dato questa denominazione. Nel 2019 abbiamo incontrato la volontà e i finanziamenti messi a disposizione da parte di Fondazione di Comunità, che aveva già una campagna di sensibilizzazione alla violenza di genere che si chiamava Alice. Pertanto abbiamo pensato che Alice incontrasse Pollicino, anche perché il protagonista di un romanzo da una parte e di una favola dall'altro, insomma, erano due, un bambino e una bambina,
che percorrevano insomma, in un momento di crescita, e quindi questo titolo... È sicuramente un titolo, no? Una denominazione destinata a restare, no? Anche nella mente e nella memoria. Allora Chiara, lei parlava di finanziamenti, di asse tra vari settori, vari soggetti, voi che mettete la parte di progettazione e la parte operativa, ma che succede quando poi i soldi non ci sono più? Perché questo grande lavoro di prevenzione che viene fatto nelle scuole è un lavoro che dovrebbe essere assicurato a tutti i ragazzi. Certo, questa è una bellissima domanda, naturalmente molto discussa tra gli addetti del settore, proprio perché i progetti hanno valore quando gli si dà continuità, quando si sviluppano competenze, ed ecco quindi è importante mantenere gli operatori, mantenere know-how e proseguire in questa direzione. Cosa fare rispetto a questo? Noi per esempio, parlavamo appunto prima, noi abbiamo avuto un'esperienza importante da poco, siamo stati contattati da un'azienda del comune di Colle Umberto, un'azienda dove siamo stati contattati appunto dal titolare, un'azienda metalmeccanica, molto interessata al tema della prevenzione e della violenza di genere. La racconto come esperienza per spendere anche un pensiero su possibili prospettive future, nel senso che c'è una dimensione del pubblico del finanziamento, ma c'è anche un investimento che i cittadini possono fare. Il titolare dell'azienda è una persona molto sensibile, naturalmente, ci chiama, ci contatta, viene strutturato un format pensato tra noi naturalmente appunto educatori, ma anche con la supervisione scientifica del CAM, che è il centro uomini che agiscono violenza e che risiede in Toscana. Abbiamo strutturato insieme questo format. Perché è importante? Perché innanzitutto riprendiamo quelli che sono i contenuti che noi sviluppiamo con i ragazzi, educare al rispetto, alla sensibilità, alla capacità di mettersi nei panni degli altri, perché poi sono i genitori coloro che influiscono sul modello relazionale dei figli. E noi cosa facciamo? Facciamo dei percorsi nelle scuole, come diceva Maria Grazia, sono 3-4 incontri, quindi è inevitabile che è necessario che il sistema degli adulti che circonda i ragazzi dia continuità ai valori che vengono trasmessi. E quindi il nostro pensiero è stato proprio questo: ma se le aziende investissero, perché abbiamo sempre il solito problema nelle scuole, nel senso che arriviamo incontri alle 6:30 di sera per permettere ai genitori di partecipare, lavoriamo tutti quanti, a volte non è per fare una colpa ai genitori, siamo tutti appunto genitori, è difficile partecipare. E anche c'è un altro pensiero: solitamente a questi incontri di formazione partecipano i genitori più sensibili. Se invece riuscissimo a partire da questa proprio sensibilità di alcune persone ad entrare e lavorare con i lavoratori, quindi con gli adulti prima di tutto, ma anche con genitori, promuovendo formazione all'interno del welfare aziendale, questa cosa ci permette di lavorare con il territorio. Quindi azienda di Colle Umberto, primo caso, giusto? Per noi sì. Primo caso. Allora è molto interessante questo, perché come le aziende in qualche modo erogano corsi di sicurezza per i loro lavoratori, quindi la sicurezza del corpo, no? Mi viene da pensare che questa è sicurezza per la mente, salute per la mente. Allora sono corsi che poi nel tempo sono diventati obbligatori, cioè un'azienda deve obbligatoriamente fare corsi di formazione sulla sicurezza e diversi corsi di formazione ai loro lavoratori. In questo caso è bello immaginare che ci sia un imprenditore che ha pensato che fosse necessario anche pensare alla salute della mente, no? Perché poi di fatto questa ha delle ricadute sulle famiglie, poi giustamente come ci state raccontando. Ci racconta qualche esperienza magari che avete trovato nelle classi così che può andare anche a restituire una fotografia ai nostri telespettatori di questo progetto? Assolutamente sì. Allora, entrando in classe noi incontriamo direttamente i bambini e le bambine, i ragazzi e le ragazze, incontriamo bambini curiosi, chiacchieroni, che hanno voglia di conoscerci, che hanno voglia di raccontare la loro storia, insieme però anche a bambini che invece fanno fatica, non hanno voglia, stanno in disparte, bambini a volte tristi, preoccupati per la giornata, oppure bambini che si portano in classe la famiglia e quindi a volte anche i litigi, le separazioni, i lutti, le preoccupazioni, a volte anche la violenza. Quindi
La classe è un universo a sé, ogni classe è un universo a sé, è un universo multiculturale, interculturale anche, ma dall'altra è un ambiente per eccellenza che richiama un po' un ambiente sociale. Pertanto succede che a volte troviamo bambini molto emancipati, che hanno già diverse conoscenze sul tema che riguarda la sessualità, l'affettività, bambini curiosi, che si sono già fatti delle ipotesi in testa, oppure bambini spaventati di crescere. Pertanto, insomma, la nostra modalità è quella di interagire con loro, di interagire attraverso che ci raccontino il loro pensiero, le loro preoccupazioni. Di fatto è uno sportello di ascolto, no? Così come ce lo sta raccontando. Possiamo immaginare che di ascolto c'è tanto bisogno oggi in questa società? In questo momento. Ma un ascolto anche di persona, un ascolto dove le persone ci sono, dove le persone riescono a dare un rimando anche dal punto di vista emotivo, e di questo si ricollega a tutta la dimensione della domanda rispetto appunto all'utilizzo dei social, dove si ritorna sul piano degli adulti che devono essere degli esempi naturalmente appunto per i ragazzi, per insegnare naturalmente la relazione. In ultima battuta, noi ce ne stiamo occupando ormai da diverso tempo, no? Queste che in maniera molto semplicistica vengono definite baby gang, questi ragazzi che si danno appuntamento magari perché ci sono delle rese dei conti e allora si postano sui social questi incontri. Ecco, posso chiedervi, diverse ricette sono state, come dire, messe sul tavolo per provare a gestire questo che di fatto è diventato un fenomeno. Posso chiedervi un passaggio velocissimo su questo ad entrambe? Maria Grazia. Ma io credo che l'ingrediente principale sia sempre andare a capire, a comprendere l'ascolto, a parlare direttamente con questi ragazzi, cercando di coinvolgerli in una relazione con l'adulto, no? E quindi non è solo andare a punire, andare a sì, ma è coinvolgersi in una relazione che deve essere una relazione di fiducia. Io credo che spesso questi ragazzi siano ragazzi che non ammirano gli adulti, che si sono un po' distaccati e che hanno perso la fiducia. Pertanto, insomma, cercano di farsi sentire, farsi vedere anche con agiti che a volte non sono, insomma, sono sbagliati. Chiara. E raccontare anche il bello dei ragazzi, nel senso che spesso ci focalizziamo come informazione sempre su esperienze magari che non parlano bene di loro. Chiaro. Noi seguiamo progetti in cui dei ragazzi sono veramente splendidi e che queste cose qui devono essere valorizzate anche proprio per spirito di emulazione e quindi valorizzare le cose belle che ci sono. Grazie, grazie ragazze. Allora, Chiara Grando, coordinatrice del progetto Change della cooperativa sociale Itaca. Grazie Chiara per essere stata con noi, e anche a lei Maria Grazia Antoniazzi, coordinatrice. Grazie per averci dedicato questo tempo, insomma, in questa giornata di festività, ma reputavamo davvero interessante andare a raccontare che cosa si sta facendo, qual è il grande impegno attraverso questa rete di attori che si sono messi insieme per provare a cambiare le cose in questa società sempre più complessa. Quindi davvero grazie per essere state con noi. Noi abbiamo terminato, questa prima edizione termina qui, vi do appuntamento questa sera per il telegiornale della sera 19:30 con TG Treviso. Siamo in chiusura come sempre alle previsioni del tempo, attenzione perché l'allerta gialla in Veneto è diramata fino alle 12 di domani. Grazie per essere stati in nostra compagnia, arrivederci. Tremonti, impianti professionali per saldatura e taglio, riparazioni, taratura e calibrazione impianti a Montebelluna. Benvenuti al meteo. Pasquetta bagnata, la perturbazione infatti causerà ancora un tempo spiccatamente instabile. Vediamo insieme i dettagli. Sul Veneto inizio di aprile con la pioggia, come ci mostra la grafica. Il cielo sarà molto nuvoloso e il tempo nel complesso variabile. Migliora poi nel corso della serata e della notte. Temperature sostanzialmente stazionarie, minime tra 3 e 10 gradi, massime tra 13 e 17 gradi all'incirca. Spostiamoci ora sul Friuli Venezia Giulia. Anche qui fino al pomeriggio avremo precipitazioni abbondanti sulla zona montana, da deboli a moderate su pianura e costa. Dal pomeriggio possibili schiarite.
Temperature minime sui 6-12 gradi, massime comprese tra 14 e 16 all'incirca. Infine diamo uno sguardo al Trentino Alto Adige, dove di fatto avremo poche novità, precipitazioni anche in questo caso moderate o forti e diffuse. Temperature minime sui 4 gradi, massime intorno ai 14. Dal meteo di Antenna 3 per ora è tutto, grazie per l'attenzione. Arrivederci. Tremonti, impianti professionali per saldatura e taglio, riparazioni, taratura e calibrazione impianti a Montebelluna.